C'è questo paradiso da gustare nel mese di Ramadan. Il Ramadan diventa l'occasione per entrare in paradiso, ma devo dire che c'è un paradiso terrestre. Se noi gustiamo la sua dolcezza, la fede, come dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, man dhaqa halawat al-iman, cioè la fede ha una dolcezza, ha un sapore che dobbiamo gustare nella vita. Quindi c'è questo paradiso da gustare nel mese di Ramadan. Ci saranno tanti piatti nel mese di Ramadan, nelle nostre tavolate, nei nostri raduni, nei nostri iftar, ma il tavolo della fede, il tavolo della spiritualità, lì ci sono dei piatti veramente buoni che ci accompagnano durante tutto il mese di Ramadan. من لي ألوذ به إلا